di questo. Vediamoci il concorso salto a ostacoli internazionale per il commento Claudio Icardi. Grazie Palanza, amici all'ascolto, buon pomeriggio dal padiglione numero 9 della Fiera Cavalli. Verona ospita la 98esima edizione della sua tradizionale kermesse legata al cavallo. 4 giorni in cui questo splendido animale e il suo mondo nelle varie espressioni diventano protagonisti assoluti. Convegni, sfilate, spettacoli, esposizioni, aste e avvenimenti agonistici per un'indigestione gradita dagli appassionati che affollano i 300.000 metri quadrati del quartiere fieristico. Gli amanti degli sport equestri possono seguire anche un concorso ippico internazionale. Mentre entriamo in collegamento si sta appunto disputando una categoria mista. Siamo sul finire del percorso base, già 15 i binomi qualificati per il barrage. Intanto è in campo Valerio Sozzi in sella a Gisovat Sandolan. Vedete una punizione per Sandolan da parte di Valerio Sozzi, uno dei più affermati cavalieri azzurri. Si sono fin qui qualificati per quanto riguarda gli italiani al barrage Giovanni Consorti su Vahigna, poi Giovanni Lucchetti su Mr. D, Gianni Govoni con Vaseline, Federica Salvadori su Cyrano della Jonquière e proprio poco fa Andrea Riffeser con Monriff. Intanto rivediamo ancora il momento di difficoltà da parte di Valerio Sozzi, un momento che si ripete. Il regista Roberto Gambuti ci ripropone ancora il pericolo corso da Valerio Sozzi. Roberto Gambuti pilota l'esterna 1 di Bolzano. RVM di Ancona intanto si è ritirato Valerio Sozzi, che dunque vede sfumare la possibilità di disputare il barrage. In campo ora in sella Loro Piana Balsam BF Roberto Arioldi, medaglia d'argento ai recenti campionati assoluti di Alabirdi. Monta un cavallo di origine russa di 10 anni. Roberto Arioldi viene considerato il cavaliere più garista, nel senso che è dotato di un grande temperamento, non lascia mai nulla di intentato. Vedremo come si comporterà in sella Loro Piana Balsam BF, penultimo binomio nel percorso base. Dopo vedremo Arnaldo Bologni in sella a Feolien, quindi il barrage per il quale sono qualificati fino a questo momento 15 binomi, 40 i binomi al percorso base. Seguiamo anche il percorso ideato dallo chef de piste Raimondo Dinzeo. Vi ripeto, una categoria mista, tabella A, velocità 350 metri al minuto, la lunghezza del tracciato è di 430 metri, il tempo massimo di 74 secondi, il tempo limite di 148 secondi. Gli ostacoli sono 11 per 14 salti, incluse 2 combinazioni, una gabbia e una doppia. Si parte con un passaggio di sentiero in bianco-rosso 1,25 per 1,30, poi un verticale su cancello 1,35, il numero 3 un falso largo 1,40, poi un passaggio di sentiero rustico 1,40 per 1,50, quindi la doppia gabbia. L'elemento d'ingresso è un largo 1,35 per 1,40, poi 2 verticali 1,35 il primo, 1,40 il secondo, il numero 6 è un passaggio di sentiero su muretto 1,35 per 1,40, quindi la gabbia. Un verticale in entrata 1,35 m, in uscita un passaggio di sentiero 1,35 per 1,40, quindi il cancello bianco 1,40 m, un altro dritto, poi
il passaggio di sentiero su tavole e barriere 1,40 per 1,40, il verticale 1,40 in giallo e rosso. Intanto è netto il percorso di Roberto Arioldi, che si qualifica per il barrage in sella a Loro Piana Balzan BF, 16° binomio qualificato. Eravamo rimasti al numero 10, un verticale di 1,40 m, il numero 11 è un Oxer 1,35 per 1,40 e l'ostacolo conclusivo un verticale su fosso 1,40 m. Ora in campo Arnaldo Bologni e Feolien. Arnaldo Bologni, 2 volte campione italiano con Mayday, cavallo intramontabile con il quale ha ottenuto il bronzo anche nell'ultima edizione degli assoluti ad Alabirdi, cavaliere di collaudata esperienza, che ha difeso i colori azzurri anche alle recenti Olimpiadi di Atlanta. È assente in questo concorso internazionale di Verona il campione italiano Jerry Smith. In conclusione di questo percorso base abbiamo visto l'argento e il bronzo degli assoluti. Buona la rappresentanza straniera, 10 le nazioni rappresentate qui alla Fiera Cavalli. Seguiamo intanto Arnaldo Bologni con Feolien. Finora è netto il loro percorso. Qualche problema per arginare gli ardori di Feolien, c'è errore purtroppo, dunque sfuma la possibilità del barrage, un brivido anche al cancello, al verticale bianco. Ancora un errore al numero 11, sono 8 le penalità. Ultimo ostacolo, rimangono 8 le penalità nel tempo di 68 e 76. Dunque restano 16 i binomi qualificati per il barrage. Il regista Gambuti ci ripropone ancora una fase rallentata del percorso di Arnaldo Bologni, errore all'elemento d'uscita della gabbia. Ed ora un'altra immagine che probabilmente non esalterà gli addetti ai lavori, dal punto di vista tecnico dice assai poco, però dal punto di vista spettacolare è abbastanza suggestiva. Intanto vediamo in giuria Piero Dinzeo, lo chef de piste è il fratello Raimondo, eccolo inquadrato, immediatamente pescato dalle nostre telecamere. Piero Dinzeo dovrà assegnare il premio Caprilli al cavaliere che sfoggerà il miglior assetto di monta, il miglior stile. Vi do dunque l'elenco dei binomi qualificati per il barrage, con l'aiuto anche della grafica. Per il Belgio Christophe Claren Gardemi, per l'Italia Giovanni Consorti Vaigna, per l'Olanda Eric Willems Geroms Audis Geronimo. Quindi per la Germania, bella anche questa inquadratura con i 2 grandi fratelli dell'equitazione italiana, ma direi mondiale, hanno dominato a lungo la scena internazionale. Continuiamo con il tedesco Richard Paia su Guadiana, poi per l'Inghilterra Robert Davis True Hero, poi il nostro Giovanni Lucchetti con Mr. D, quindi ancora un italiano, Gianni Govoni in sella a Vaseline, Federica Salvadori con Cyrano de la Jonquière, poi l'olandese Marcel Willems su Caicos, per il Belgio Rudy Elsen su Elando, per la Svizzera Beat Grandjean su Sir Archie, per la Svizzera ancora Jürg Friedli su Gismo, quindi Angela Bell Inghilterra su Seven Dales, poi ancora il francese Gilles Bertrand de Balanda su Gisela, Andrea Riffeser su Monriff e lo abbiamo visto
in inizio di collegamento diretto Roberto Arioldi con l'Oro Piana Balsam BF. Nella giornata di ieri si sono disputate due categorie del concorso internazionale. Nella categoria a tempo, vittoria per il colombiano Juan Carlos Garcia con l'affiatatissimo Mar del Plata. In seconda posizione Giovanni Lucchetti per l'Italia con Mr. D, anche oggi protagonista. In terza posizione il tedesco Richard Baia su Ariel. Nella categoria mista, vittoria per l'olandese Marcel Willems in sella a Caicos. Secondo posto per un sempre più positivo Loris Pujatti con Premier. In terza posizione Rudy Elsen per il Belgio in sella a Gartner. Vi ricordo che le due categorie di ieri e le due previste nella giornata odierna serviranno per qualificarsi alla Winners Cup, la categoria 2 manche, il Gran Premio in programma domenica. Si qualificheranno per questa prova i migliori 25 binomi in base ai punteggi ottenuti nelle 4 categorie di qualificazione. Buono anche il programma di domani, che prevede una categoria di potenza sempre molto apprezzata dal pubblico. In verità in giro per l'Europa, ma direi per il mondo, ce ne sono molto poche, dunque sicuramente la categoria di potenza trarrà diversi appassionati. Qui al padiglione numero 9 della Fiera Cavalli di Verona. È tutto pronto per il primo concorrente del barrage, un barrage che si disputerà sugli ostacoli 2, 3, 11, 12, 7AB e 8. Dunque si partirà con il verticale su cancello 1,35 m, poi il numero 3, un falso largo 1,40 m, il numero 11, l'Oxer 1,35 x 1,40 m, il 12, verticale su fosso 1,40 m che concludeva il percorso base. Quindi i due elementi della gabbia che resta immutata e poi il numero 8, il cancello in bianco 1,40 m. È già partito per il Belgio Christophe Claren su Gardemy. Ovviamente ora bisognerà fare attenzione agli ostacoli ma anche al cronometro, perché in caso di parità di penalità classificherà il tempo impiegato. 4 le penalità per il binomio belga, il tempo di 28 secondi e 16 centesimi. C'è da credere che qualche binomio riuscirà a ottenere il doppio netto e dunque avremo una gran battaglia secondo costume proprio sul filo dei centesimi di secondo. Ormai nelle gare di livello internazionale ci si gioca ai migliori piazzamenti proprio nell'ordine dei centesimi di secondo. Ora per l'Italia Giovanni Consorti in sella a Vaigna. Giovanni Consorti è senese, è nato nel 1971. Vedete la piegata abbastanza rischiosa per guadagnare tempo prezioso. È abbastanza veloce Giovanni Consorti, che va ad affrontare l'ultimo ostacolo a velocità incredibile. Purtroppo c'è errore sul verticale in bianco. 4 penalità per Vaigna, il tempo è di 29 e 26, dunque la classifica provvisoria è guidata dal belga Christophe Claren. Vediamo ancora gli ultimi metri, quasi da 1000 in pista dritta per il binomio azzurro. Ha tentato il tutto per tutto, è arrivato a velocità stratosferica sull'ultimo verticale, un coraggio che non è stato ripagato. Applausi comunque per Giovanni Consorti. Ed ora per l'Olanda Erik Willems Jeroms su Audis Geronimo.
chi non commetterà errori rispetto ai primi due binomi non dovrà tenere conto del tempo, infatti avrà fatto meglio in base alle penalità, dunque si porterà in prima posizione. Per ora nessuno è riuscito a coniugare al meglio velocità e precisione. Il primo percorso netto di questo barrage, netto in 29,06. È lui il nuovo leader ed ora possiamo dire tranquillamente che il tempo da battere è di 29,06. Chi vuole aggiudicarsi questa categoria mista dovrà non commettere errori agli ostacoli e fare meglio rispetto al 29,06 di Eric Willems-Jeroms. Ci prova il tedesco Richard Bahia su Guadiana. Ecco puntuale la classifica provvisoria. Chiedo scusa, non è 29,06 ma 26,09. No, 29,06, avevamo visto giusto. 29,06, c'era una discordanza con la grafica. Dunque per ora rispetto al tempo il più veloce era stato il belga Christophe Claren, un percorso purtroppo macchiato da un errore, 4 le penalità, come sono 4 quelle di Giovanni Consorti. Percorso netto per il leader Eric Willems-Jeroms per l'Olanda. Ora attendiamo il tempo anche di Richard Bahia, percorso netto 30,18. Un tempo che gli vale la seconda posizione. Ed ora per la Gran Bretagna Robert Bevis su True Hero. Bella anche questa immagine proposta dal regista Gambuti. Avete visto le acrobazie cui sono sottoposti cavalli e cavalieri, gli spazi sono ristretti, è difficile acquisire velocità e questa è una gara che premia naturalmente cavalli che offrono la maggior disponibilità, la maggior maneggevolezza. Bisogna saltare, ma è indispensabile anche sapersi districare fra la serpentina di ostacoli disposti ad arte da Raimondo Dinzeo. Vediamo il cavaliere inglese, ripeto, da battere 29,06 Eric Willems-Jeroms, percorso netto 29,53. E nemmeno Robert Davis ce la fa, migliora il tempo di 29,53. Secondo posto provvisorio, sempre al comando il cavaliere olandese, dunque c'è da credere che 29,06 sia un ragguaglio cronometrico abbastanza interessante, oltretutto ottenuto senza la possibilità di avere molti punti di riferimento. Questo è lo svantaggio di chi parte per primo in occasione di un barrage. 3 netti fin qui al barrage, quello di Audis Geronimo in 29,06, quello di True Hero 29,53, quello di Guadiana in 30,18. Ora per l'Italia Giovanni Lucchetti su Mr. D. Giovanni Lucchetti, un cavaliere che ama lavorare su materiale allevato in Italia preferibilmente. Mr. D ha commesso errore, lavora con cavalli giovani, è un cavaliere emergente, vedete ormai ha tirato i remi in barca, va ad affrontare l'ultimo verticale, 8 penalità, sfuma la possibilità dunque di un piazzamento. Pensate che il suo era il miglior tempo, 29,03, senza quei 2 errori sarebbe stato il capofila, ma ovviamente bisogna tenere in considerazione le
8 penalità commesse. E adesso ci prova Gianni Govoni con Vaselin. Il cavaliere modenese è un punto fermo della nostra equitazione. Cavaliere di gran carattere. 29,06. Nel mirino il 29,06 di Eric Willems Jeroms. Superato il primo verticale. E da questi primi assaggi sembra proprio che Gianni Govoni sia interessato alle zone alte della classifica. Avete visto, ha spinto sull'acceleratore, ma c'è errore al passaggio di sentiero su muretto. 4 le penalità in 27,01. Era velocissimo Gianni Govoni. 27,01 e sarebbe stato un tempo difficilmente battibile. Sono 2 però gli errori per Gianni Govoni, 8 penalità in sella a Vaselin. E adesso tocca a Federica Salvadori su Cyrano della Jonquière, accolta da un applauso caloroso. Ecco la classifica provvisoria: Eric Willems Jeroms, percorso netto 29,06, in seconda posizione per l'Inghilterra Robert Davis, 29,53, in sella True Hero. Poi in terza posizione per la Germania Richard Bahia su Guadiana, percorso netto in 30,18. Ormai i cavalieri rischiano il tutto per tutto. Avete visto in precedenza Giovanni Lucchetti e Gianni Govoni commettere rispettivamente 2 errori. Un percorso divorato tutto d'un fiato. Più lenta sembra invece Federica Salvadori, che bada soprattutto alla precisione. C'è un'esitazione anche sul verticale conclusivo. Rimangono 4 le sue penalità nel tempo di 35,62. 4 penalità per Cyrano della Jonquière. Ed ora per l'Olanda Marcel Willems su Caicos. Marcel Willems con questo cavallo si è aggiudicato la categoria mista di ieri e dunque proverà certamente a centrare il bis, cavallo dotato anche di velocità oltre che di precisione, di ottima elevazione. Dunque sicuramente sarà fra i protagonisti. Importante è iniziare con il piede giusto, far trovare al cavallo l'andatura ideale e poi ci vuole un pizzico di sfrontatezza, di audacia per rosicchiare qualche centesimo sulle piegate. In effetti è abbastanza veloce, non ci sono ancora errori. Da battere il 29,06, c'è errore. (30,12). Sono 4 le penalità per Marcel Willems. Dunque sempre al comando il cavaliere olandese Eric Willems Jeroms su Audis Geronimo, un Geronimo che sembra aver dissotterrato l'ascia di guerra, leader fino a questo istante. E adesso tocca al belga Rudi Helsen su Elando. (98esima edizione della Fiera Internazionale dei Cavalli e Salone delle Attrezzature e Attività Ippiche,
una convention dedicata al cavallo in ogni sua espressione. Ci sono stand espositivi di enti, associazioni, organismi del mondo ippico, 500 ditte specializzate in articoli di selleria, mascalcia, abbigliamento, strutture come i box, attrezzature come i van che servono per il trasporto dei cavalli stessi. Intanto ha concluso la sua prova Rudi Helsen, 8 penalità nel tempo di 31,77. Fra le manifestazioni più attese il campionato europeo di horseball, una specie di basket di pallacanestro a cavallo. Poi molto interessanti le evoluzioni al Western Dromo, impegnati i quarter horse, i paint, gli Appaloosa, da vedere il museo storico di cavalleria, poi le esibizioni dei butteri, il festival del cavallo da lavoro, il concorso internazionale di attacchi, il concorso d'eleganza per gli attacchi d'epoca, il concorso di salto in libertà, il concorso internazionale di mascalcia. E questa gara che vi stiamo proponendo è accompagnata dalle note familiari dei colpi di martello, dei maniscalchi che preparano i ferri. Ambiente ideale per chi ama i cavalli. Quella che vedete inquadrata è intanto la grinta di Beat Grandjean per la Svizzera su Sir Archie. Sta facendo degli autentici numeri, prende dei rischi. Ultimo ostacolo, il verticale, 29,04. 29,04 per 2 centesimi di secondo. 29,04 per Beat Grandjean. Incredibile. Era facile prevedere una gara proprio sul centesimo di secondo, però 29,04 contro 29,06. Ci sono ancora 5 binomi in campo. Vedete la situazione: al comando lo svizzero Beat Grandjean con Sir Archie, ed è già in campo per la Svizzera Jürg Friedli su Gismo. Ormai non c'è tempo per pensare. Se si vuole ottenere un piazzamento di prestigio occorre soltanto spingere. Acrobazie in serie, 29,34, non ce la fa. Sempre in testa Beat Grandjean, 29,34. Sono distacchi propri di una gara di sci, pochi centesimi. Ancora 4 binomi al termine di questa categoria. Già in campo il primo, si tratta di Angela Bell per la Gran Bretagna in sella Seven Dales. Amazzone abbastanza elegante, dotata di buon temperamento, e lo vedete da questi primi assaggi, ma ad affrontare il passaggio di sentiero. Ottimo lo slancio, poi c'è una frenata piuttosto brusca, c'è errore. Dunque un errore replicato al verticale conclusivo. Era buono il tempo, 28,99, però ripeto ancora una volta, è difficile coniugare precisione e velocità. Adesso tocca a un cavaliere francese di grande prestigio, Gilles Bertrand de Balanda su Gisela. Gilles Bertrand de Balanda per un certo periodo
è rimasto ai vertici dell'equitazione internazionale, però va detto che le sue fortune sono state legate a un unico nome, al saltatore che ne ha creato la fortuna. Si tratta di Galoubet A, un cavallo che poi ha intrapreso la carriera stalloniera con buoni risultati. Comunque una firma illustre, una griffe di prestigio per questo concorso internazionale di Verona. E guardate come spinge Gilles Bertrand de Ballantin, e il pubblico dà un'occhiata anche al cronometro per rendersi conto dell'evoluzione della gara. C'è errore, però tanti applausi. 27 e 29, era stato un autentico siluro. 4 penalità, però purtroppo rivediamo ancora una fase rallentata del percorso del cavaliere francese. Ed ora per l'Italia Andrea Rifeser su Monriff 88. Dopo Rifeser vedremo l'ultimo binomio, Roberto Arioldi con Loro Piana Balsam BF. Allora, Andrea Rifeser Monti, industriale impegnato soprattutto nel settore dell'editoria, può essere considerato a giusta ragione un dilettante in mezzo a tanti professionisti, però spesso e volentieri proprio con questo cavallo, con cui ha raggiunto un buon affiatamento, ha messo in riga i professionisti. Vediamo se riuscirà a estrarre un altro colpo a effetto dal suo cilindro, però ci sembra un po' in ritardo rispetto al leader della classifica, che è lo svizzero Beat Grandjean su Sir Archie, 29 e 04. È in ritardo Rifeser. Ultimo ostacolo, bene anche sul verticale, 33 e 25, un percorso comunque senza errori. Applausi anche per lui. Ed ora siamo in chiusura di collegamento ma anche in chiusura di categoria. Ultimo binomio al barrage, Roberto Arioldi in sella Loro Piana Balsam BF. Solo questo binomio può battere il leader svizzero, ed è accompagnato da un autentico boato del pubblico presente qui al padiglione numero 9. Roberto Arioldi, medaglia d'argento all'ultima edizione degli assoluti di Alabirdi. Roberto Arioldi, siamo certi, non lascerà nulla di intentato, è nel suo carattere. E purtroppo c'è errore subito al primo ostacolo, dunque probabilmente gareggerà in surplus il cavaliere italiano. Possiamo riproporre in chiusura di collegamento la classifica, che vede al comando con 29 e 04 lo svizzero Beat Grandjean su Sir Archie, in seconda posizione con 29 e 06 l'olandese Eric Willems Jerom su Audis Geronimo. Conclude la sua prova Roberto Arioldi. È tutto dalla Fiera Cavalli di Verona, restituisco la linea allo studio. E dallo studio c'è tempo solo per i saluti.